dice aio, 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 in America let's go, aio, aio, qui lo si chiama go-go, aio, aio, la birria Bunduso la conoscono tutti, persino oltre il mare, è diventata una parola internazionale in tutto il mondo. Hai limite. Camonaci, poi dimmenato. E non diciamo aio, 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 da noi si dice aio, 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 in America let's go, aio, aio, qui lo si chiama go-go, aio, aio, da birria Bunduso, questa era Aio, ve la volevo dedicare a tutti quanti. Grazie, gentilissimi. Finalmente a Orani di nuovo dopo tanti anni, però questa canzone vi voglio dedicare adesso è una canzone di Ed Sheeran, si intitola Affangulo. E la voglio dedicare a tutte quelle cose che mi danno fastidio, ragazzi. Scusando per il fastidio. Affangulo. A voi, a chi non si fa mai gli affari suoi, affangulo a quello che parcheggiando ti graffia lo sportello, a chi scrocca sempre al bar, affangulo anche al VAR, a chi non ti paga mai, al canone Rai, pure al call center che mi chiama se fastidio il call center, gridiamo tutti in coro, gridiamo un bel affanculo, affanculo, affanculo all'anziano che col bandino guida piano piano, sempre piano piano ragazzi, affangulo all'impiegata che ti ha spedito la raccomandata, al tuo vicino che rompe sino alle 3 e al tuo capo non ti dà le ferie, a chi a governo sta chissà se sentirà, gridiamo a muso duro. Grazie. Alla sedia la chiudiamo. Immaginati di essere in un locale notturno di nascosto di tua moglie che non è al corrente assolutamente, no. Tu vai in questo locale notturno e incontri questa donna bellissima, te ne innamori subito, è come un fulmine a pianterreno, una cosa, uno scambio di sguardi e nasce quest'amore improvviso. Cosa fai? Ti apparti con lei e scopri che non è una donna. Questa è una canzone di Álvaro Soler, si intitola Sofio. Sofio. Vai. Prova. Sueño da quando ero un niño, una explosión nel mio corazón. Nada da quando ero un niño, poi all'improvviso un'apparizione. Hoy mamma mia si chiama Sofia, oh, oh, la porto via a casa mia, poi però, oh mamma mia, guardo Sofia, in mezzo alle sue gambe si gioca le puntate, guardo Sofia, non è una donna, non è una donna, non ci sto, no, io non ci sto, se non voglio io, guardo Sofia.
solo dragone Sofia, ma la vita è puzzinosa così. Puzzinosa Sofia. Non so come ti chiami. Ehi, scusa, non so come ti chiami. Scusa. Ehi. Una pietra, signora. Grazie, scusate, perché siamo dal vivo, meglio dal vivo che da morto naturalmente. Quindi niente, un momento triste questo di Sofia, però tiriamoci su con cose più allegre. Parliamo per esempio di tasse. Cari amici di Orani, alzi la mano chi paga le tasse. Io tutti evasori siete. Quante ne paghiamo di tasse? Paghiamo l'ILOR, l'IRPEF, l'ERPES, l'INFASIL. Anche quando mi faccio il bidet c'è qualcosa da pagare. Adesso ho visto Eia, l'ERPES, questa canzone qua parla proprio di tasse, l'ho scritta a tempo addietro perché io scrivo i testi delle canzoni, sono un testicolo, non so come si dice. Questa canzone qua parla di tasse da gennaio a dicembre, su Dillu e su contribuenti. Vai! Ciao Marcello. Ciao Marcello. Sentirete i rumori tradizionali dei nostri animaletti sardi, mi piace. non tutti, però in parte ci sono. E quando parte la musichetta, vi do il tempo io con il microfono e dovete accompagnarmi con le mani grandi a mamma. Vai! In gennaio sono già guai, c'è l'abbonamento Rai, mettiti una cosa al collo che a febbraio scade il bollo, poi c'è mazzo pazzerello, paghi l'IVA allo sportello, ad aprile tieni culo che c'è l'impisto sicuro. Che culo? L'impisto, non vedevo l'ora di pagare ragazzi. Maggio e giugno che mi svetta, IRPEF, ILO la bolletta, luglio e agosto dannazione, scade l'assicurazione, 600 euro mercoledì mi scade, dimmi trovare, mi su contribuente, IVA ed un accidente, assumo sul residente, tu lo dico io, qui non basta fare fio, ci vuole ma non io, scusa per pagare e sì, scusa a malare, ininterrottamente, su Dillu e su contribuente, e non sono mica felice qua, perché poi ce n'è anche in autunno da pagare, in inverno non finiscono mai, ci sono sempre loro. Per esempio viene l'autunno, si fa dura, tassa per la spazzatura, e Nasalco pure ILO, non ci resta più una lira, e infine per Natale quando bevi spumantino, sotto l'albero ci aspetta pure il pagamento IMU. Ministro della Finanza, quando vieni qui in vacanza, dillo che io vengo lì, ti faccio culo così, quando ci vuole Miguel, ma lei Terrenzi, Mattarella, Salvini e Rosuganto, dillo del suo contribuente, IVA ed un accidente, assumo sul residente, dillo, tu lo dico io, qui non basta fare fio, ci vuole la mano di Dio, l'accusa basta pagare, e sì, non sa ballare, ininterrottamente, su Dillo e su contribuente, dillo del suo contribuente, IVA ed un accidente, assumo sul residente, IVA ed un accidente, assumo sul residente, Ma di chi è la colpa di tutto questo, di questa trasformazione? La sua? No, è la nostra, che mandiamo avanti tutti questi personaggi della politica italiana. Anche qua è piovuto a Orani da poco, vero? Ma di chi è l'acqua? La nostra? No, di Abbanoa. Alzi la mano a chi sta lievemente sulle balle Abbanoa.
che io il postino col fucile lo aspetto. L'acqua è carissima. L'altro giorno avevo ospiti a cena, ho aperto una bottiglia di Abbanoa del 2004, signor ragazzi. Un figurone ho fatto. Abbanoa, mamma mia, ragazzi. Il postino, quando passa il postino io c'ho un po' di paura, c'è sempre una bolletta, luce, gas e spazzatura. Abbanoa Cazzarola costa più della Coca-Cola, Abbanoa non è frizzante ma costa più dello spumante, Abbanoa è normale, ma la Itasi è spiadughi da criada. Perché sta cambiando tutto. Avete presente questa chitarra? Non è costruita in Finlandia, no, in Sardegna. Perché le chitarre sarde suonano anche quelle elettriche, perché se noi consumiamo prodotti sardi mandiamo avanti la nostra economia, giusto è? Ma così è. Che io sto cercando di finirmi una forma di formaggio di Burgos che ho ancora a casa, che è eccezionale, non ce n'è, non esiste queste cose qua, perché i tempi sono cambiati adesso, è tutto un altro mondo. Vi ricordavate, i nostri nonni si svegliavano col canto del gallo, giusto è? I nostri nonni col canto del gallo, adesso io mi risveglio col ritiro del vetro, ragazzi. Un casino è. Tutto cambiando. I ristoranti tradizionali adesso sono altri, signora, altri. Ce n'è uno tipico che è diffuso in tutta la Sardegna, c'è a Olbia, c'è a Tempio, c'è a Sassari, c'è a Nuoro, dappertutto c'è questo ristorante, è diventato ormai una tradizione e si mangia bene, a dire la verità. Mandiamo lo spot di questo ristorante tradizionale. Cinese in Gattonello vi propone il meglio della cucina cinese. Specialità a base di riso, pasta, pesce fresco a prezzi bassissimi e carne genuina. Vieni a trovarci al Gattonello, non te ne pentirai. Sta cambiando il mondo. Tutto pieno, siamo circondati, ma con tutto il rispetto, per me anche l'immigrazione è utile quando crea cultura, aumenta le nostre conoscenze e tutto il resto, però non è sempre così. Ci sono due marocchini ed un pakistano, due piccoli cinesi, un sudamericano, un turco musulmano, non manca più nessuno, solo non si vede più un italiano. Nelle nostre spiagge, pakistano, non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Le stelle sono tante, milioni di milioni, è pieno di negroni. Un casino. Ma la colpa di tutto questo lo sapete di chi è? Ma non tanto di questi rimpieghi che ci sono adesso, di nuovi, dei politici, quelli più anziani, che ci sono da un'esistenza, che non ci ricordiamo manco i nomi, i senatori, non lo sappiamo. Io ho preso l'inno nazionale italiano, signora, l'ho trasformato e ci ho messo al posto del testo l'inno nazionale italiano, cari amici di Orani, è stato scritto da persone che hanno versato il sangue per la patria. Oggi i nostri politici versano in banca e quello è il loro versamento. Partiamo da alcuni, manco ve li ricordate questi nomi. Inno nazionale, mettete una mano sulla pistola, ragazzi. Le donne addirittura due ne possono mettere. Fratelli d'Italia, l'Italia s'è rotta, Veltroni, Rutelli, Casini, il Trotta, il figlio di Bursi, dove la Moratti, sotto Bertinotti e Giuseppe Conte, chissà lui da che parte sta. Dirindin, dirindam, dirindin e dirindam. Sui libri di storia gli eroi erano tanti, Mazzini, Gioberti, Cavour, Garibaldi, ed oggi c'è Renzi che balla la rumba e Silvia Corrubi che fa bunga bunga. E voi clandestini sempre lì a remare, noi qui ci chiediamo chi ve lo fa far. In questo paese così m'ha ridotto, l'unica salvezza è il superenalotto. E Beppe Grillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa.
che siano belli o brutti, c'è la morte con tutti, in giro col furgone, fa la rivoluzione e non è mai tranquillo, gusto cazzo e Beppe Grillo. Matteo, con lo sguardo da babbeo, sulla faccia qualche neo, Matteo, Matteo. Comunque, carissimi amici di Urani, scusate, sposto un attimino la lentiera. Carissimi amici di Urani, io non capisco tutto quest'astio nei miei confronti. Io che ho sempre, veramente, trasmesso ottimismo, fiducia, voglia di essere, voglia di vivere. Io che ho fatto, signore, anche i lavori socialmente utili. Ho spacciato Viagra all'ospizio. Andate a vedere i vecchietti di Belentina. Io che ogni tanto faccio anche le battute così agli amici della Lega. Lo sapete come fa Matteo Salvini a fare l'amore con la moglie? La Lega. Solo così ce la può fare. Io questa sera, Urani, voglio lanciare, carissimi amici, la sinfonia a Silvio in Do maggiore, tutta fatta con 4 note fondamentali: Fa, Re, Sol, Do. Ok? Proviamo, Fa, Re, Sol, Do. Fa, Re, Sol, Do. Fa, Re, Sol, Do. I ministri. Mi fa fare soldo, mi fa fare soldo, mi fa fare soldo. Le ministre. Si la do, si la do, si la do, sol sofà, si la do, si la do, si la do, sol sofà. I giudici. Si fa, la minore, si fa. Che poi tutti associamo sempre il sesso a Silvio Berlusconi e basta, no? Solo lui lo fa, e gli altri? O no? Ognuno è fatto a modo suo di questi politici. C'è chi lo tiene a destra, chi lo tiene a sinistra, noi sempre dietro ce l'abbiamo. Questa è la... Però ci va bene, siamo abituati, ci scivola tutto addosso, però ci può. Questo è un pubblico intelligente, Per cui io però volevo scoprire come sono fatti i politici. Mi sono nascosto veramente nell'armadio di questi politici qua e ne ho scoperto di cozze e di crude. E ho inventato questo sexy tango. Dicono che Matteo Renzi fa l'amore, non lo senti. L'hanno visto in camerino, ce l'ha così piccolino. Poi c'è Angelino Alfano, a lui piace piano piano. Mentre invece Beppe Grillo fa l'amore con lo strillo. Alessandra Mussolini se la fa coi marocchini. Mentre invece la Carfagna tra le gambe c'ha un piranha. E quando c'è la caldovendola lo raffredda con la ventola. Poi c'è il piccolo Brunetta, lui si mette la scaletta e a tu mettere un foglio di Nuova Sardegna, visto lo metti? Però è dei nostri politici sardi, qualcosa ne sappiamo nella loro vita intima come è. Tipo il governatore che c'era prima, come si chiamava? Come si chiama quello che c'era prima? Bigliarinculubo, non così chiama. O quello che c'è adesso, che si rassomiglia. Vi ricordate che Zorro gli faceva la Z in culo sempre? Garcia. Solinas. Io ho pensato però non ne sappiamo niente. Pensate invece agli abitanti del Lazio che hanno letto come governatore Marrazzo, che non fa rima con nulla. Pensate a Marrazzo che con i soldi miei e con i soldi vostri se ne andava alla ricerca di Sofio, di quegli uomini operati a donna, con l'auto blu addirittura, che parcheggiava sotto, lui andava lì a fare i suoi comodi con i suoi soldi. E ho pensato a Marrazzo da bambino, proprio introverso. Buongiorno, io sono Marrazzo. Io sono Marrazzo e me lo strappazzo. Marrazzo, che pazzo, che strano cognome, fa rima con...
Un giorno mio papà mi disse: vieni caro Piero, vieni che ti ho comprato il ciccio bello nero. Oddio che divertente, ci giocavo per ore, lo faccio pure oggi che sono governatore. Marrazzo, marrazzo, marrazzo che pazzo, e tutti credevano che era un bravo ragazzo. Marrazzo, marrazzo, marrazzo che pazzo, per colpa di un trans ora trema il palazzo. Yararara, 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 yararara. Grazie, gentilissimi. Facciamo un applauso al comitato di questa festa meravigliosa. Scusate la mia satira bipartisan, ce l'ho con tutti, non voglio stare lì a me, veramente non ho amici politici e sono contento per questo. Le mie cose le faccio grazie a quello che so fare, alle coglionerie che dico, ma non ho bisogno di nessuno, questo. Io, voi come mi vedete, io so. Perché comunque in Italia esiste anche brava gente. Cioè, questa brava gente ho imparato a conoscerla nei programmi che guarda mia moglie in televisione. Chi l'ha visto? Amore criminale e quarto grado, ragazzi. Io dormo col giubbotto antiproiettili, ragazzi. È 7 anni che mi guarda malissimo mia moglie, è sempre attaccata a questi programmi, perché in effetti risolvono i problemi del quotidiano questi personaggini, problemi di vicinato, problemi di coppia, problemi di bambini che disturbano. Per esempio, quarto grado, se hai problemi di schiamazzi, chiama Olindo e Rosa Bazzi. Non passate nel boschetto, c'è Pacciani col falsetto. E non scendere in cantina che c'è Cosima e Sabrina. Non passare nel podere che ci trovi zio Michele. Su bambini fate attenzione, zioni, se no chiamo la Franzoni. Mamma quanta gente immonda nell'Italia che sprofonda. Se ci pensi in fin dei conti fan più danni Conte o Monti. Oh ragazzi, però bambini ne sto vedendo pochi, ne avrei voluto vedere per parlarci. Dove sono i bambini? Perché non? È che non si possono superare le transenne, ragazzi. Che oggi ci sono i nomadi, vedo anche tanti rom che sono venuti a vedere. No, ma nel senso, cioè, io provengo, veramente, ve lo volevo dire, da una famiglia poverissima, ragazzi. Poveri, siamo stati emigrati in Svizzera 30 anni, si sente anche dall'accento. 30 anni a Losanna, emigrato ancora, cazzo. Emigrato, c'ho delle piattole signora tartarughe, sembrano una cosa mostruosa. E poi siamo tornati in Sardegna, in un paese piccolissimo, proprio 4 case, quando entra il pullman esci dal portellone di dietro, sei in periferia, ragazzi. Nulla, un paese piccolissimo, non c'è nulla, zero. E siamo io, babbo e mamma. Io ho 59 anni, babbo e mamma, e dormo nel letto con loro, ragazzi. Perché quando ero piccolo avevo paura io, oggi hanno paura loro, ragazzi. Perché i tempi sono cambiati, non è più come una volta. Eravamo poverissimi. Pensate che quando è morta mia zia, di cui non posso fare il nome, zia Peppina Masia, via del Poeto Zeresi, numero 44, codice fiscale, zia Peppina. Quando è morta zia Peppina eravamo talmente poveri che l'abbiamo sepolta con la testa fuori per risparmiare i soldi della foto, ragazzi. Niente, cioè, non avevamo nulla. Oggi questi bambini di oggi hanno avuto un cellulare, ragazzi. Il cellulare in caserma mi portavano col cellulare. Il cellulare hanno Instagram, WhatsApp a conca mi ha dato. Tutte queste così, hanno troppe cose hanno. Perché le ninna nanne, per esempio, da piccolino me le cantavo io. Perché i miei genitori, anzi mi chiedo come siamo venuti al mondo, anche voi come siete venuti al mondo, perché le nostre mamme avevano il costume sardo per spogliarla una settimana, babbo ci mette razza. E poi stava sempre lavorando, non so come sono nato, è impossibile. Le ninna nanne me le cantavo io perché tempo non ne avevano. E poi le ninna nanne, volevo dire ai bambini, sono tutte balle mie. Tutte balle che vi dicono i genitori, balle, bugie, tipo ninna nanna, ninna oh, un bambino di 4 mesi, questo bimbo a chi lo do? Perché lo devi dare? Lo daremo alla Befana che lo tiene una settimana, ma zia Ezza glielo darebbe mai un bambino di 4 mesi, mai. Lo daremo all'uomo nero che lo tiene un anno intero, lo daremo al buon Gesù, molto cazzo, non va bene. Oppure Battimanine che viene, papà
porta biscotti e poi se ne va. Grazie babbo, te ne porta un tir di biscotti del Mulino Bianco e poi non ci torna più per 6 anni, non va bene. Tutte cose così. Eravamo talmente poveri che una volta a babbo gli ho detto: babbo, cosa mi fa trovare Babbo Natale sotto l'albero, nel pavimento? Niente. Nulla, zero. Anche i carabinieri del mio paese sono in crisi perché non c'è niente, non c'è nulla. È un paese piccolo piccolo. L'unico divertimento che c'è è il curvone all'uscita. Che puoi sgommare, non c'è altro. Il bar, non c'è altro. Da casa mia al bar 30 secondi, dal bar a casa mia 30 giorni anche. Perché bisogna sempre circondarsi di persone per bere. Perché il bere trionferà sempre sul male. Questo è. A me piace, non mi piace arrivare primo, mi piace arrivare terzo perché vinco la medaglia di sbronzo. Perché io sono uno dei più antichi bevitori del mio paese, sono un vinosauro. E ho paura di questo chilometro che c'hanno i carabinieri, questi chilometri. Quanti chilometri riesci a fare con 10 litri di vino tu? Io non lo so, e quindi mi devo fermare. E voglio dedicare proprio questa canzone ai carabinieri del mio paese, che sono in crisi anche loro. Avevano il portellone aperto l'altro giorno dalla Jeep. Ho detto, minimo mi zaccano la multa, carciofi stavano vendendo. I carabinieri del mio paese. Voglio dedicare questa canzone di De Gregori ai carabinieri, al maresciallo che è sempre lì, non si muove mai, chilometri. Maresciallo dietro la collina, con le chilometro dalla mattina, e le chilometro non si sa mai, ma se mi fermi per te sono guai, perché se soffio dentro la pompetta ti faccio esplodere la camionetta. Con mio compare ci siamo ubriacati, non siamo ancora tornati ubriachi ragazzi. E poi anche le cose che hanno inventato da bere, tutte queste cose nuove che non servono a niente, voglio dire, a me le cose essenziali, le altre cose non mi piacciono. Quería morto a balla sola, che ha inventato usa Coca-Cola. Quería morto in bosa, che ha inventato usa gazzosa. Quería morto in galera, che ha inventato il succo alla pera, e che ha inventato la birra e il vino. Quanto lo stimo, quanto lo stimo. E i bambini, i nostri bambini, tutti questi cartoni animati senza senso, sono convinti che i cartoni animati siano nati in Giappone, in Cina, anche noi ce li abbiamo in Sardegna. Se voi ci siete mai stati a Budusò? No. A Budusò ci sono i bambini in granito, alti così. Granito. All'ingresso del paese non è la statua, no, il sindaco è quello. Ero in piazza a Budusò, secondo me era un cartone in quel momento, tutto a monosillabi. C'era il babbo che parlava col figlio, gli fa Bobbo, ah babbada, no babbino. Questo è Giappone. C'era Bice affacciata alla finestra, passa il fratello e gli fa Bi, babbe. Poi inizia a piovere, babbo. E poi è passato Iaio in motogas. Iaio, ai. Quindi cosa ho fatto io? Ho preso i cartoni giapponesi e li ho trasformati e ci ho messo gli eroi di noi adulteri. Gli eroi che risolvono i problemi del quotidiano, le pastiglie. Ho voluto unire l'utero al dilettante, non so come si dice. Quindi per esempio, chiedo gentilmente alla parte di destra, se io dico Aulin, voi dovete dire solo quelli di destra. Aulin, proviamo, guarda. Aulin. Questo è bellissimo. Proviamo al centro adesso, quelli di destra un po'. Sì. Aulin. Fantastico. Quelli di sinistra. Aulin. Adesso uniamo queste tre bustine. Tutti assieme. 1, 2, 7. Non me lo ricordo 3 come si dice in inglese, cazzo. Aulin. Ti sorridono i bronchi. Aulin. Le tonsille ti fanno ciao. Aulin. Qui c'è un mondo fantastico. Magico come te. Daflon, viva Daflon, le emorroidi mi sterminerà. Daflon, forza Daflon, per il bene dell'umanità. Quando tu non riesci a camminare, quando il culetto ti fa male, Daflon, viva Daflon, e la vita ti sorriderà.
Buscopan, il gonfiore ti eliminerà. Buscopan, quanta aria potente da dietro si sprigionerà. Bioscalin, viva Bioscalin, coso fratellin, muscoril, Fluimucil, Fluifor, Betotal e Lazonil. A tutte le donne della Sardegna, basta un poco di zucchero e la pillola va giù, la pillola va giù, la pillola va giù. E basta un poco di zucchero e la pillola va giù, e incinta non ci resti più. Gentilissimo. Che poi, se parliamo anche di alimentazione, parlando di cartoni animati, politica, alimentazione, voi siete convinti che la mattina si sveglia la gallina alle 3 e Antonio Banderas vi fa la focaccella alle 4:15? O il caffettino con Brad Pitt la mattina vi volete prendere? O che ne so, mangiare a pranzo con il riso di Gerry Scotti, tutte balle, o addirittura l'aperitivo con il biondo. Avete mai preso l'aperitivo con un biondo o con un gorilla? Ma è impossibile, tutte balle. Oppure siete convinti di fare la merenda con il Ringo di El Shaarawy? O addirittura con gli yogurt di Alessia Marcuzzi, quella trogliona che è 20 anni che mangia yogurt, 20 anni. Pensate agli effetti avversi e collaterali dell'intestino tenue di Alessia Marcuzzi, ma in breve ve lo voglio spiegare. Adesso, pensate cosa può succedere a Alessia Marcuzzi nel suo interno. Vai. Ciao, faccio colazione e poi usciamo. Sei sempre così dinamica. Io oggi mi sento un po' gonfia. Ma prendi un Activia allora. Prendo già lo yogurt. Ma Activia è diverso. In più ha l'esclusivo Bifidus Acti Regularis, che supera meglio la barriera acida dello stomaco ed aiuta la naturale regolarità. Activia! Ogni giorno la tua naturale regolarità. Prova i nuovi Activia Frutta. Da oggi sono ancora più buoni. Roba genuina bisogna fare, signora. Bello, questo applauso per i trolli ci sta benissimo. Roba genuina, io non non dovete scandalizzare, sono cose normali queste. Però se li facciamo dopo aver mangiato bene, vi spiego cosa mi piace e cosa non mi piace. Me gusta la salsiccia, me gustas tu. Me gusta el carasau, se lo inghiotisci intero è fastidioso. Me gustas tu. Me gusta el canonau, me gustas tu. La trippa non me gusta, te la mangi tu. A me la trippa non mi piace, sembra lo straccio per lavare in terra. Se ci scrivi salve davanti al portone nessuno se ne accorge. Trippa, me gusta el gamberetto, me gustas tu. Me gusta anche il filetto, me gustas tu. Me gusta la mollica, me gustas tu. Me gusta anche me gustas tu. Me gusta la Belén, la cucinotta, pure Naomi Campbell e la Leotta. Me gusta anche la pizza, la carne di bue, invece i rosy bindi di la gorda tu. Quello che voglio già lo so. Però bisogna stare attenti anche quando si mangia troppo, che fa male, quei momenti che siamo pieni. Lo dice anche Tiziano Ferro in una canzone. Pensate di aver mangiato tantissimo a un matrimonio, quei matrimoni nostri che per digerire non ci vuole il mirtono, l'ambulanza ci vuole a volte. Ripenserò ai ravioli, al caffè caldo, ai fagioli, la mia pancia intasata, oh ya mamma che mangiata. Dicono che mi servirà qualcosa che mi sbloccherà. Se tu senti il mio stomaco un continuo miagolio, qui ci vuole qualcosa di potente, lo so io. Clistere nel sedere, in casamento non c'è scampo, chissà se mi sboccherà. Clistere abbracciandoci, clistere. Però ragazzi, siccome io amo la Sardegna e ve ne sarete accorti perché sardo, nel senso da 30 anni che mi seguite e vi amo per questo, perché se sono qua non è per merito mio, anche per merito vostro, perché avete deciso che io dovessi venire a Urani oggi. Cioè non è che io
se no potevo essere da solo, io mi diverto, no? Quindi voglio dedicare questo racconto, questa storiella proprio d'amore a tutta la Sardegna, usando paesi della Sardegna. Si intitola Chiara. Chiara era una ragazza posata. La incontrai in discoteca ballando la limbara. Anch'io ballavo, sì ballavo, ma all'improvviso mi avvicinai a lei e le chiesi: Chiara, monti? Ma Chiara, incazzata come una caprera, raccolse una tavolata da capoterra e mi diede un colpo allo stintino. Io con uno stramazzai a terra e Chiara cominciò a tirarmi dei sammassi. Era peggio di Bud Spencer o Trinità da culto. Allora io, per calmarla, chiamai il gestore del locale, che le dissi: Chiara, stai calmedia. Io mi porto scuso con te. E lei: ma com'è? Prima mi offendi e poi no, sei in torto lì. Vabbè dai, già ti porto scuso, disse. Allora la invitai a bere un sorso e andammo con la sua Seat in Binza e poi un ristorante con la mia Ford Ogianos. Per stare più comoda aveva abbassato un po' il sedile della macchina. Mangiò come una mulargia e nel piatto lasciò solamente gli ossi. Era tutto bella. Aveva 2 baunesi, un naso a patata e 2 busacchi sotto gli occhi. Anch'io le piacevo, mi disse: buono, il buono. Allora io le chiesi di venire a casa mia, ma lei mi disse: ma mi hai preso per una ottana? Per una ottana mi hai preso, non sei nel quarto, nel sesto, nel settimo, nel decimo che me lo chiede, porco. Vabbè, dissi: fa niente, sei migliore della Maddalena o di Marina di Sorso. Ma mentre narcao la solla del ristorante mi arrivò una teulada in testa e mi rubarono il portafoglio. Subito Chiara chiamò la Pula per denunciare il furtei e mi mise della basanta in testa. Che desolazione, ragazzi, che desolazione. Le chiesi ancora di venire a casa mia, le dissi: ho una Villanova Monteleone, ho una Villanova Tulo, ho un Castel Sardo, ho una Villa Peruccio, ho una Villa Speciosa. E lei: a me la smetti, alla finisci. Ma poi accettò. Fu una notte indimenticabile. Volle un bambino da me. Io mi spogliai davanti a lei, le dissi: Tonara, arrizzo. E lei: a semini! Sì, non sono sterile, avevo i palloni che mi scoppiavano. Le chiesi: sei sardara? No, romana. Si tolse la gonnesa ed io il pantaleo. Aveva un Senor B e un figus. E che figus! Le dissi: I love you. E facemmo l'amore. Grazie. Gentilissimo. E queste cose dei paesi, anche in musica si possono mettere. Partiamo da un paese tranquillo che Vidiolino non ne parla mai, non succede mai niente, proprio la Svizzera della Sardegna. Magica lula, mitica lula, bididi bodidi boom. Non ti fermare, dai, vieni qua giù. Bididi bodidi boom. Guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', vedo patate e burlusò, bantine no, mo resterà Alba e Trinità. Ma eccola là, oh eccola là. Tula! Che ne sai tu di un campo di grano, dello stagno vicino a Ristano e dei monti di Escalaplano? Che ne sai, San Massime? Vengo da te, ti porterò fino a Torpe. San Massime, amore bello, ti porterò fino a Norbello. Provincia di Nuoro. Tiana, Olzaietto, Nara, e mamoiada d'orgalita lana e Tiana tia. Se tu vai a Ololai, corpo de balla ai, Ololai, baby, Ololai. Una vita in Campidano, con i calli nella mano, sempre a coltivare cetrioli, fichi, anguri e pomodori. Una vita in Campidano, Pirri Quarto e Doristano, Sola Russa, Morgan Joy e Mi Bigaracca. Sì, perché ho imparato l'inglese nell'inglesiente. Nell'inglesiente, you speak very inglesiente.
Nell'inglesiente, cari amici di O'Reilly, nell'inglesiente I am Mirionis, you are Mirionis, she is Mirionis. Nell'inglesiente I go Nesa by Carbonia. Vado a Gonnesa e Carbonia con autovettura. Nell'inglesiente more cal gon is maracalagonis. Nell'inglesiente chiudi il telefono, fai call off, accendi il telefono, call on. Nell'inglesiente maiale pig at call on, pig at call on. A Sassari gatto, cat, gatti, cats. Je voulais vous dire, alors je suis un prof de français, d'accord, vous comprenez le français un peu, oui. Alors je remarquais que la langue française change en Sardegna selon la zona, cioè gli studenti cambiano l'accento francese secondo la zona dove si trova, che ne so, a sud si parla un tipo di francese, al centro in Barbagia un altro e a nord a Sassari cazzo l'altro ancora. Partiamo per esempio da come si parla, come parla le français, les étudiants de Castello, ok? Bonjour madame. Comment ça va? Comment ça va? Je m'appelle Fisio et j'habite à Castello. Je travaille à l'hôpital. Après, je rentre à la maison. Je regarde la télévision scandaleuse. Et vous, mademoiselle, comment vous vous appelez? Je m'appelle Fisio. Et je travaille à l'hôpital. Et Fisio, Gavina t'appelle, toi. Gavina, tribù. No, ma giustamente. Poi avete notato che nel Campidano dove ci sono le doppie non le mettono, dove ci sono le mettono. Per esempio, tremendo, giustamente, praticamente, precipitabilissimamente, mentre invece quando ci sono le mette, tipo mi sono fatto uno spinello, ho fatto un giro in gomone, perché tutto ciò? E poi c'è anche il francese che non parla per esempio nella Barbazia. Bonjour monsieur. Comment ça va? Moi très bien ragazzo. Je m'appelle Bainzo. Et j'habite à Betti ragazzo. J'habite à Betti ragazzo. Je travaille à la campagna per 130 ragazzo. C'è anche un amico, un Barbagia Gianni, si chiama Barba Gianni, lo chiamiamo. E poi cazzo c'è a Sassari, come si parla a Sassari, cazzo. Però vi voglio che mi vedano tutti, se no non mi vede nessuno. Aspetta, risaliamo sul palco, se no qua non mi vede nessuno. Un attimino di menopausa per le signore più anziane. Cioè, a Sassari, per esempio, il francese lo parliamo così, lo parlano, io non sono di Sassari, cazzo, però mi sono ambientato, cazzo. Cazzo diavolo. Si vede la camminatina di Sassari, signora, cazzo. Ah, il Marighinzo, cazzo. Cazzo, bonjour, monsieur. Je m'appelle Tore. A Sassari tutti Tore Sanna si chiamano, cazzo. Je m'appelle Tore, cazzo. J'habite a Sassari. Je ne travaille pas, capito, cazzo. Ma j'ai fait Agospino, cazzo. Je m'appelle Tore, j'habite à Sassari. Je ne travaille pas, capito. Ma j'ai fait beaucoup de promenade, cazzo, avec mes copains, cazzo. Après, je rentre à la maison, je regarde la télévision, je salue mamma e papà e je me fais un bel cazzo moi. Sì, perché a Sassari, non so se ve ne siete mai accorti, cazzo, c'è questo intercalare, cazzo, ma il sassarese è molto come parla, così parla lì. Cazzo diavolo. Io ho fatto la fortuna vendendo fazzolettine a semaforo, cazzo, a Ospino. Poi con la rotatoria è diventato un casino, cazzo, perché viene male, cazzo. Io ogni tanto mi sballo, signora, cazzo. L'altro giorno mi hanno detto vai in libreria che c'è scritto con un libro vinci la droga. Sono andato in libreria, nella porta c'era scritto tirare, sono entrato. Con un libro vinci la droga, molta se ne vince, cazzo. Mi sono anche iscritto a un corso di tossicologia, cazzo. Risponderò a delle domande adesso
un quiz importante, speriamo di indovinarle tutte. Che vai la regia. Salve, signor Agospino. Veniamo a noi. Lei è preparato in tossicologia, un campo che riguarda molti giovani d'oggi che fanno uso di sostanze da sballo. Cazzo un bene so. Ok, si concentri. Qual è l'attore preferito di chi si sballa? John Stravolto. È la sua risposta definitiva? Cazzo di brutto. Lo accendiamo? E accendilo, dai. Perfetto. Vai. Veniamo alla prossima domanda. Qual è il dolce preferito dallo sballato? Il cannolo. È la sua risposta definitiva? Sì. Lo accendiamo? E accendine un altro, dai. Benissimo. Passiamo alla terza domanda. Qual è lo zucchero preferito dallo sballato? Lo zucchero di cannas. È la sua risposta definitiva? Sì. Lo accendiamo? E accendine un altro. Bene, benissimo. Procediamo. Però fuma. Qual è il cartone preferito dallo sballato? Dragon Ball. È la sua risposta definitiva? Moltissimo. Lo accendiamo? Accendilo, che Perfetto, perfetto. Qual è il santo preferito dallo sballato? Francesco d'Assisi. È la sua risposta definitiva? Sì. Lo accendiamo? Accendilo. Benissimo, molto bene, molto bene. Veniamo adesso all'ultima domanda. Qual è la favola preferita dallo sballato? Biancaneve. E i sette nani? Compralo, scaldalo, taglialo, accendilo, fumano, passalo e spaccialo. Benissimo, molto bravo Agospino, non ne ha sbagliato nemmeno una, bravo. Se mi volete contattare il mio sito è www.giogamminuda e sei tranquillo, cazzo assai. Che poi se pensiamo alla giornata tipo di Agospino, no? Pensate alla giornata tipo, che ne so, di J-Ax, no? Che è una giornata tipo, non dico, J-Ax grazie a Dio è una persona lucidissima, ma pensate alla giornata tipo, se prendete la canzone di J-Ax, Maria Salvador, pensate alla giornata tipo di Mario Salvadore di Orgosolo, la giornata tipo sua con la canzone appunto Maria Salvador. Vediamo cosa ne viene fuori, vai. Fra un po' ci siamo al concerto, ragazzi. Io vi chiedo gentilmente di fare così con le mani, tipo morbo di Pakistan. Son Mario Salvador, grande allevatore. Sveglia, 4 del mattino, c'è la capra vitellino. Stringo forte, lamma, mella, mungo, vacca, pecco, rella. Dopo barda, ziacon, cetta, ci fumiamo la birretta. Chive, selle, murra, bella, e mi faccio, corso, rella. Son Mario Salvador, grande allevatore. Non mi importa di avere l'iPhone, mi merito solo la canzone. E la gente che crepa di invidia, presa dalla curiosità. A me non importa un'amica, mi fanno solo pubblicità. Dopo torno giù in campagna e mi zappo un po' la vigna. Se non passa barra cielo, sparo un colpo sul cappello. Poi c'è grandi vertimento, ci vuole donne pagamento. Son Mario Salvador, grande allevatore. Non mi importa di avere l'iPhone, mi basta solo la musica danzone. E la gente che crepa di invidia, presa dalla curiosità. A me non importa l'amica, io gradirei adesso la presenza di alcuni bambini sul palco. Se volessero salire i bambini di Orani sul palco, ce ne potete mandare una decina. Adesso, dai, cari genitori, fate il giro, si entra da lì, se volete. No, vero? No, bambini meglio di no perché ci sono robe qua. Però adesso io direi, prima di lasciare il palco, appunto, ai nomadi, volevo dedicare una canzone a tutte le signore di Orani, tutte le donne di Orani, una canzone che ho scritto tempo addietro, si intitola Donne di Sardegna. Vai! Grazie. Vai, chi non batte le mani alla diarrea dopo domani. Siamo pronti? Le donne di Romana fanno una vita sana, le donne appunti figari fumano i sigari, le donne di Bugerro bevono fino berru, alla dei sardi gioca con i petardi, le
filoni, ti prendono i maroni, le donne di bitti ci lasciano le bitti, invece sono la russa, ti tirano una sussa, quelle dell'ingrediente non ti fanno niente, le donne di Nuoro fanno amore fra di loro, le donne di Bossi fanno amore tutte con Bossi, la donna di Bosa solo dopo che si sposa, le donne non so sai, ma tu cosa ne sai? Donne di Sardegna, e dove il sole e il mare regna, e come in Africa i leoni, 1000 pecore e montoni, a volte sono da Mecca, a volte è peggio della secca. Le donne di Tempio, i maschi fanno scempio, le donne di Ozieri parlano con gli infermieri, le donne di Rolai non te la danno mai, le donne di Sicuro ti mandano a fare, le donne di Lodè non la danno certo a te, le donne di Oristano lo fanno molto piano, le donne a Capoterra imbrocinate in terra, le donne di Sendia anche sulla ferrovia, le donne di Vignola anche sopra la carriola. In che senso? Le donne di Nononi lo fanno sempre fuori, le donne di Posada la vacca è profumata, a liscia di vacca non fanno più la cacca, le donne di Terralba la fanno sino all'alba, le donne di Serrenti sono tutte senza denti, le donne di Cuscei hanno bacchenne, le donne di Busacchi hanno i seni tipo cacchi, le donne di Uri ce l'hanno un po' più duri, le donne di Castiadas ce l'hanno a forma di Seadas. Andiamo bene, proprio bene. Donne di Sardegna, e dove il sole e il mare regna, e come in Africa i leoni, 1000 pecore e montoni, a volte sono da Mecca, a volte è peggio nella secca. Donne, grazie! Gentilissimi, prima di lasciare il palco ai nomadi, volevo dedicare un'altra canzone, però questa volta al comitato della festa, e si intitola Al bar a bere, e vi voglio sentire, ok? Nel ritornello la dovete cantare insieme a me, pronti? Vai! Sono bonario, bevo la birra come un dromedario, mezzo al mattino, fiasco di vino e verso sera, grande bianchera, ed ogni giorno quando arrivo dentro i miei auxiliari, quelli seduti si alzano tutti in piedi. Sono bonario, un giorno l'hanno detto al notiziario, però trovando fino in cantina mi sono bevuto la parecchina, vediamo in alto i calici e beviamo il nonno bello, cantiamo tutti quanti uno stornello, io mentre io bevo voi cantate.